stata la denuncia delle 2 figlie di un ospite a far scattare le indagini e a far emergere la verità su quanto avveniva all'interno della casa di riposo San Michele di Caltanissetta, posta sotto sequestro dai carabinieri. Ad insospettire le 2 donne i comportamenti della proprietaria e del personale e le condizioni in cui spesso trovavano la madre, che si presentava sempre in maniera indecorosa, maleodorante, piena di urina, vestita con abiti inadeguati alla stagione. Una volta l'anziana si era presentata con una vistosa ecchimosi al volto e lamentava un forte dolore alla spalla. In diversi episodi inoltre era apparsa ai parenti e agli altri ospiti assopita e assente, cosa che faceva sospettare ai familiari l'utilizzo di farmaci tranquillanti. Da qui la denuncia ai carabinieri che nel giugno 2023 hanno avviato le indagini grazie alle quali è emersa la presunta conduzione illecita dell'attività di assistenza. 4 le persone arrestate, 3 delle quali appartenenti allo stesso nucleo familiare, indagate a vario titolo per sequestro di persona, esercizio abusivo della professione sanitaria e abbandono di incapaci. Nella casa di riposo, ora affidata ad un amministratore giudiziario, erano presenti 30 anziani. Per ciascuno di loro veniva pagata una retta mensile di circa 1.000 euro, un importo che avrebbe dovuto giustificare la qualità dell'assistenza. Gli anziani, invece, secondo quanto emerso, sarebbero stati abbandonati anche per diverse ore, nonostante le loro richieste di cura, ponendoli in una situazione di grave pericolo per la loro incolumità personale, senza adeguata assistenza, soprattutto notturna. 4 di loro, a causa delle mancate attenzioni da parte del personale della casa di riposo, avrebbero riportato gravi lesioni personali. Una paziente era andata incontro a sepsi perché non le era stata curata un'infezione delle vie urinarie. Un'altra aveva riportato un trauma cranio-facciale dopo essere caduta dal letto per le convulsioni. Un anziano paziente sarebbe stato invece rinchiuso nel suo posto letto attraverso l'utilizzo di griglie di ferro, normalmente utilizzate come barriere laterali, impedendogli di spostarsi durante la notte. Arriva la dichiarazione dello stato di crisi per l'emergenza siccità in Sicilia, lo ha proclamato la giunta regionale di governo su proposta dell'assessore all'agricoltura Luca Sammartino. Per l'attuazione degli interventi in favore degli allevatori siciliani, il presidente della regione Renato Schifani ha nominato commissario il dirigente generale del Dipartimento Agricoltura Dario Cartabellotta. Tra i provvedimenti individuati nella delibera di giunta, molti dei quali sono stati suggeriti dai lavori dell'unità di crisi in agricoltura, c'è il sostegno alle spese per la transumanza, ma ci sono anche l'esonero dei pagamenti dei canoni di affitto delle superfici a pascolo pubblico per il 2024 e l'erogazione dei primi contributi per 5 milioni di euro alle aziende per l'acquisto di foraggio e l'approvvigionamento idrico, la semplificazione delle procedure sempre per l'approvvigionamento idrico nei corsi d'acqua e l'utilizzo delle autobotti per il trasporto dell'acqua per gli animali. Intanto da Coldiretti arrivano dati sull'inverno bollente che abbiamo vissuto e continuiamo a vivere in tutto il paese. L'aumento della temperatura media è di 1,6 gradi e questo enfatizza i problemi idrici dovuti alle scarse piogge. Serve dunque, dicono da Coldiretti, un piano Marshall per il settore, a partire da un piano invasi per fronteggiare la crisi idrica con investimenti strutturali e progetti di lungo respiro che vadano oltre l'emergenza, come il piano elaborato dalla stessa Coldiretti con Ambi, che punta ad aumentare la raccolta di acqua piovana, oggi ferma all'11%, attraverso la realizzazione di invasi che garantiscano acqua per tutti gli usi civili, per la produzione agricola e per un genere di energia pulita idroelettrica. Ma noi fino ad oggi non sappiamo come è morto mio marito. E vogliamo sapere anche perché è stata messa giornali a segatura dentro il corpo di mio marito. Cioè voglio sapere che... Io voglio gli organi di mio marito e voglio anche la cartella clinica, voglio anche l'autopsia che hanno eseguito, cioè tutto il referto che hanno eseguito là. Giusy Kundari non si arrende e chiede verità per suo marito. Alfio Torrisi, morto il 14 ottobre del 2023 al suo secondo giorno di lavoro sulla nave da crociera Carnival ormeggiata alle Bahamas. Era stato assunto come falegname. Mio marito è partito per andare a lavorare per guadagnare qualcosa in più. Mio marito ha sempre lavorato e noi siamo persone umili e si vive di quello che c'è. Non era la prima volta che partiva. L'uomo viene stroncato da un malore dopo ore sotto il sole al primo piano del ponte della nave. Il soccorso non è stato subito, l'infermeria di bordo era chiusa, il medico non era presente lì subito. Nel frattempo mio marito si sentiva sempre più, cioè era svenuto, così mi hanno detto, e sempre più aveva questi tremori. Mio marito doveva essere trasportato con l'elisoccorso a Miami.
negli Stati Uniti, nell'ospedale, ma non è avvenuto mai. I legali Berretta e Fiumefreddo hanno già fatto richiesta dei vetrini e delle analisi che sarebbero state effettuate nell'ospedale delle Bahamas, ma ancora nessuna risposta. Perché non li hanno mandati? Perché non li mandano? Cioè, cosa stanno aspettando? Non sappiamo ancora di che cosa è morto. Un demonio capace a tutto. E mi stavo zitta, credimi, Daisy. Lo guardavo in silenzio, subivo le botte, non ci sapevo rispondere perché mi ammazza questo. E mi stavo zitta. Lucia è l'ex vittima di un marito violento, oggi donna libera. Ci siamo conosciuti da ragazzini, era il mio primo fidanzatino ed ero felice. I soprusi iniziano 40 anni fa, quando ancora si parlava poco di violenza sulle donne, quando lasciare un marito voleva dire disonore per la famiglia. Che una volta questa cosa non c'era. Non era come i tempi di oggi che tu non stai bene con una persona, la lasci, te ne vai. Allora non c'era questa usanza. Una storia di disperazione e dolore, perché Lucia il dolore di quelle botte lo sente ancora addosso e scoppia in lacrime più volte durante il suo racconto. Oggi mi pento del mio carattere perché ho subito sempre. Lucia oggi sente parlare di violenza contro le donne in TV e ha trovato il coraggio di raccontare la sua storia dopo molto tempo. Se qualcuno mi avesse aiutata sarei riuscita a lasciarlo prima e invece ho pensato che l'unica via di fuga fosse ucciderlo prima che uccidesse me. Io avevo la paura a dormire la notte quando lui rientrava e quindi stavo sempre allerta perché avevo paura, diciamo, che sa questo che ci prende e mi può uccidere, quindi stavo sveglia. Lucia ha trovato poi con l'aiuto della sua famiglia il coraggio di fuggire da quella casa, ma i segni di quella violenza li porta ancora addosso. Addirittura una volta, mi ricordo, mi ha ammazzato, ma sai che vuol dire? Ho perso, penso, no, io non ci vedo, no, sono invalida. Nonostante le promesse di quell'uomo violento che però non cambiava mai. Poi mi faceva, io cambio, te lo giuro, ti lascio libera, quello che tu vuoi fare, fai. Oggi Lucia è una donna di esperienza e vuole lanciare un messaggio a chi non trova il coraggio di cercare aiuto. Non tacere. Dillo direttamente a un genitore, a qualcuno, oppure alle forze dell'ordine, denunciare. Cambia la qualità della vita perché finalmente si potrà permettere delle aggiustatine alla casa, una stanza più dignitosa per i propri figli, potrà finalmente avere delle comodità e dei diritti a una vita qualitativamente decente, perché praticamente fino ad oggi non aveva mai potuto accedere a questo né lei né i propri figli per questi problemi economici che conseguenti direttamente alle violenze subite e anche ai problemi economici che gli aveva lasciato il compagno. La possibilità di riscattarsi socialmente ed economicamente, questo è l'obiettivo del microcredito di libertà, strumento finanziario voluto dal governo per l'emancipazione economica delle donne che hanno subito violenza. Per la prima volta il microcredito di libertà è stato erogato a Messina ad una donna seguita dal centro antiviolenze Valuna, che ha provveduto ad avviare le procedure previste dall'ente nazionale del microcredito, e grazie a Salvo Pappalardo, vice direttore referente del servizio microcredito della Caritas diocesana di Catania, la donna ha ottenuto questo finanziamento. La speranza è quella che adesso possa trovare un'attività lavorativa stabile, perché fino ad ora ha attivato un tirocinio formativo, stiamo cercando di attivarle un altro tirocinio, ma speriamo che nel breve periodo possa trovare un'attività in cui impegnarsi con continuità, perché la signora ha tante capacità e quindi speriamo che diventi autonoma, ma questo sicuramente ha dato una grande spinta alla sua autostima e alla sua voglia ancora di, emanciparsi ancora di più da questa situazione di violenza. Le somme ottenute saranno utilizzate per garantire ai figli della vittima un ambiente di vita più confortevole e fare fronte ai debiti accumulati in seguito all'allontanamento dell'ex compagno, autore della violenza. Noi speriamo che sia questo il primo di tanti altri finanziamenti a disposizione delle donne che o presenti all'interno dei centri antiviolenza o delle strutture di accoglienza, di emergenza o case rifugio, che possano finalmente ottenere degli aiuti concreti per uscire e rendersi autonome e indipendenti per se stesse e anche per i figli con cui sono all'interno delle strutture.
Corsa clandestina con tanto di colpi di pistola nelle strade extraurbane di Catania. Lo vediamo in questo filmato girato sul web, rimasto solo per poco tempo. La corsa con 2 calessi professionali guidati da driver incappucciati con passamontagna. In meno di un minuto vengono esplosi 5 colpi per almeno 3 volte. I cavalli poi sono seguiti da decine di scooter che in corsa incitano i fantini. Sappiamo perfettamente che dietro questi episodi criminali c'è purtroppo la zoomafia, la criminalità organizzata che sfrutta gli animali per un business milionario. È ora di smetterla di fare passerelle, è arrivato il momento di intervenire. Rizzi ha presentato una denuncia alla polizia di Catania, segnalando anche la presenza di stalle clandestine in pieno centro urbano di Catania. La pista ciclabile al centro, l'asfalto delle 2 carreggiate, il nuovo impianto di pubblica illuminazione ed il rinnovato look dei marciapiedi possono bastare per sopportare 2 mesi di disagi in via Domenico Tempio, strategico asse viario che collega il centro di Catania con la zona sud. Il sindaco trentino scommette sulla mobilità sostenibile e lo fa con un progetto coraggioso che richiede sforzo, organizzazione e qualche sacrificio. E sono già all'opera i mezzi che stanno scarificando la via Domenico Tempio, primo passo per gli interventi da effettuare al centro della carreggiata dove sorgerà la pista ciclabile. Un sacrificio necessario per raggiungere un grande risultato. I pali della pubblica illuminazione che al momento si trovano al centro della carreggiata verranno rimossi. Ci saranno dei nuovi sistemi di illuminazione che verranno implementati ai margini della carreggiata, sui marciapiedi tra l'altro che sono già completi. I lavori avranno un forte impatto sulla viabilità in un tratto già caotico e per questo motivo si stanno adottando le misure necessarie per alleviare i disagi. Già transennata, come vedete, una parte di via Plebiscito che dovrà sopportare il traffico da e per il centro. L'obiettivo è renderla più scorrevole e bypassare le vie Tempio e Cristoforo Colombo utilizzando anche la via Playa in modo da raggiungere Faro Biscari. In alternativa si consiglia l'utilizzo dell'asse attrezzato con imbocco da Viale Indipendenza, mentre bus e taxi potranno transitare dal porto ma solo in direzione sud-centro. Intanto il comune accelera anche sul restyling della zona industriale dove sono previsti interventi per il rifacimento della pavimentazione di strade e marciapiedi e l'installazione di altre 197 telecamere. Si lavora quindi sulla sicurezza stradale e non solo, in un distretto produttivo che da solo riesce a sviluppare il 15% del prodotto interno lordo dell'intera Sicilia. Non avrebbero fatto nulla per evitare il contagio da Covid. È l'accusa che la Procura di Siracusa contesta agli amministratori di 2 RSA, di Augusta e Siracusa. A loro è arrivato l'avviso di conclusione indagini. Devono rispondere di omicidio colposo plurimo. 23 i contagi provocati dalla loro negligenza, 6 i decessi. Ed è stata la moglie di una delle vittime a presentare un esposto. Tutto risale al 2020. Era il 2 dicembre quando un'operatrice a Siracusa entra in contatto con un ospite positiva al virus. Nessuna comunicazione all'USCA e 2 giorni dopo va a lavorare nell'altra residenza, quella di Augusta. Secondo chi indaga, quindi, contagi e vittime si sarebbero potuti evitare. Bastava mettere in isolamento l'operatrice entrata a contatto con il virus e rispettare le regole. Un asilo che non sa da fa. Le necessità sono altre, ci sono altre emergenze su Brancaccio e la risposta che alcuni consiglieri comunali di Palermo e dirigenti del municipio hanno dato a Maurizio Artale, presidente del centro Padre Nostro, che da anni lotta per far sorgere nel quartiere di Padre Puglisi un asilo nido. I 3 milioni di euro stanziati nel 2019 sono andati in perenzione, quindi niente più asilo a Brancaccio, non vi sarà più quel servizio per la prima infanzia, altissime in questo caso le responsabilità politiche. Ferma in seconda commissione all'urbanistica l'approvazione della variante al piano regolatorio per la costruzione dell'asilo nido di Brancaccio. Io penso che dalla dichiarazione che ho letto oggi sui giornali ci sia questo senso di politichese corretto che non aiuta a niente e a nessuno. Bisogna porre fine a questo rimpallo di responsabilità. E secondo il centro Padre Nostro le responsabilità sono solamente della politica palermitana, poco interessata a regalare un asilo in un quartiere dai tanti disagi e con un'alta percentuale di criminalità.
io sono stato disponibile a qualsiasi confronto. Il 22 di gennaio ho mandato un'email al Presidente della seconda commissione chiedendo di essere audito per diramare tutti i dubbi che potevano sorgere sulla costruzione di questo asilo nido, perché forse meglio di chiunque altro in 30 anni di gestione del centro Ponoscio posso diramare tutti i dubbi. Quindi ancora ad oggi non mi hanno risposto. Nel terreno dove dovrebbe sorgere l'asilo, al momento c'è una discarica abusiva, uno dei tanti paradossi sociali e politici. Li indossiamo e li mettiamo da parte ad intermittenza. Giubbotto e sciarpe in Sicilia servono a fasi alterne. L'anticipo di primavera fino a qualche giorno fa. Adesso il tempo ci ricorda che siamo in inverno. Stiamo vivendo una stagione invernale decisamente sottotono sulla Sicilia, contesto climatico che è stato quasi sempre mite e secco, con pochissime precipitazioni. Tutta la Sicilia è colorata di giallo, un livello di allerta basso. Quanto basta però per portare nuvoloni e pioggia. In queste ore sta transitando una modesta perturbazione, un modesto impulso instabile che porta qualche precipitazione e anche qualche nevicata a quote superiori ai 1500-1800 metri. Nonostante tutto, però, questo sembra essere un inverno nero per l'Etna e non solo in senso figurato. Poca neve anche in montagna alle alte quote, l'Etna che è rimasto quasi sempre spoglio di neve. Da San Giovanni Licuti ad Ortigia, lo scorso weekend c'era chi è andato al mare. Pazzia per qualcuno, normalità per qualcun altro più temerario. Il meteo di adesso però non lo permette. In alcune zone dell'isola è previsto anche il vento. Ancora qualche giorno comunque, poi ritornerà la primavera di febbraio. Nel weekend arriverà un'altra perturbazione, ma anche in questo caso non in un contesto climatico molto freddo, infatti avremo comunque una ventilazione prevalente di scirocco, quindi le temperature si mantengono abbastanza miti. E adesso vietato guardare al passato, a rammarico di quello che poteva essere non è stato, perché la partita con la Juve Stabia, che ha rilanciato il Catania, ha dimostrato che i rossazzurri non sono da seconda metà della classifica, come finora però è stato. Il passato, errori compresi, non si cancella, ma adesso contano realmente il lavoro e il futuro. In vista di Taranto, match mai banale per i tifosi del Catania, e soprattutto in vista del ritorno con il Rimini in Coppa Italia, la partita che può indirizzare la parte decisiva della stagione, rappresentando una scorciatoia verso i play-off che partirebbero, qualora i rossazzurri incrociassero il Padova in finale, direttamente dalla fase nazionale. La partita con la Juve Stabia ha dimostrato che il Catania gioca meglio quando di testa è più libero. È successo anche nel secondo tempo con la Casertana, quando l'espulsione di Sturaro ha rappresentato quasi una leva per giocare senza condizionamenti. L'avvento del mental coach Eugenio Vassalle, già il rosso-azzurro nella stagione 2017-2018, in passato anche in B con Ascoli e Ternana, ha e avrà certamente il suo peso, così come il ritorno a pieno regime di Di Carmine e Zammarini, il rientro di Sturaro dalla squalifica, epidemia permettendo con il Taranto Lucarelli avrà qualche possibilità superiore di scelta. Rizzo intanto ha risolto consensualmente il contratto. Il tecnico valuterà anche in funzione del doppio impegno ravvicinato. Se la sfida in Puglia è importante, quella con Rimini è decisiva. Anche questo avrà il suo peso in una settimana intera di lavoro, una novità per un Catania ultimamente abituato a giocare ogni 3 giorni.